Allora un grazie anche a Federico Canera, assessore al turismo della Regione Veneto, per essere qui con noi. Credo che proprio questa terza giornata l'abbiamo proprio dedicata all'enoturismo. È arrivato questo provvedimento del Ministro Centinaio, ci spiega in un secondo quali sono le vere novità di questo decreto? Ma guardi, questa legge, credo che sia una legge. Ma è molto semplice. L'enoturismo dà la possibilità finalmente di poter vendere dei servizi in cantina che non siano semplicemente la vendita del vino, ossia dare la possibilità al turista che frequenta le cantine di poter, tramite un corrispettivo, acquistare quindi un biglietto per una visita della cantina, solamente la visita, quindi senza necessità o obbligo di acquistare il vino, avere la possibilità che gli venga somministrato non soltanto il vino come assaggio, quindi come degustazione, ma anche dei prodotti tipici locali. Ovviamente non parliamo di pasti, ma di prodotti tipici locali, freddi, accompagnati alla degustazione del vino. Questo è importante perché di fronte a questa possibilità si permette di far conoscere il territorio senza andare in concorrenza con quella che è la ristorazione classica o l'agriturismo, e quindi ognuno fa il proprio mestiere, ma ci permette di fare ciò che a livello mondiale fanno già da parecchie parti, ossia vendere un servizio delle cantine e dare la possibilità al turista di visitare anche tutti i fattori della produzione della cantina e quindi rendersi conto anche come il vino viene fiato, semplicemente pagando un ticket con una degustazione. Dopodiché, se qualcuno vuole acquistare il prodotto lo fa, oppure può fare anche semplicemente a meno, quindi è un servizio in più che si dà al turista. Ma quando parliamo di Regione Veneto di solito ci troviamo di fronte a numeri incredibili, no? Sì. Sia dal punto di vista delle produzioni, delle denominazioni, dei mercati, dei valori, onestamente anche delle fiere, mi pare di capire, visto il grande successo di questa edizione di Vinitaly, e poi anche dal punto di vista turistico, cioè produzione e turismo vanno di pari passo e hanno numeri eccezionali. Invece quando questi due mondi, turismo e produzioni enologiche, si toccano, siamo in grado di misurare il valore di questo enoturismo nel Veneto, nei vari comprensori. Qui siamo in un contesto che si chiama il Soave, no? Un piccolo comprensorio che si è dato molto da fare da questo punto di vista, soprattutto per valorizzare le peculiarità di attrattività dal punto di vista paesaggistico, e adesso anche con il recente riconoscimento della FAO come patrimonio agricolo dell'umanità, diciamo, pone le premesse per essere una tra le prime zone di attrattività turistica. Nel Veneto come facciamo a misurare dove stiamo andando e che valori ci sono in campo? Il Veneto si sta connotando sempre di più come un'area a binomio agricoltura e turismo, e quindi produzioni enogastronomiche e turismo. I dati della regione sono in continua crescita, sono dati che crescono di media del 3-4% all'anno, anche se quest'anno abbiamo avuto un consolidamento del 2018 rispetto agli anni precedenti, perché avevamo avuto 4-5 anni di crescita molto forte, però continuiamo a crescere seppur lievemente. La cosa che mi fa particolarmente piacere è che ci sono dei territori, noi abbiamo in particolare 3 aree che sono sì misurabili dal punto di vista turistico, 3 aree enogastronomiche importanti, che sono una la Valpolicella, che quest'anno ha fatto il più 5% di crescita legata proprio al turismo del vino. L'altra area sono le terre, diciamo, delle colline del Prosecco del DOCG, che quest'anno ha fatto anche loro una crescita del più 5%. La terza area è quella proprio delle terre del Soave, che guarda caso ha fatto più 18% di presenza. Quindi tra le 3 aree, pur essendo quella che partiva forse con numeri assoluti un po' più bassi, è quella che è cresciuta di più in termini percentuali, che significa che anche questa terra, la terra del Soave, stanno scommettendo sull'aspetto dell'integrazione turistica enogastronomica come prodotto. Abbiamo visto negli ultimi anni la Regione molto attenta a questi fenomeni, quindi sostenendo, prevedendo o creando dei progetti, delle proposte, delle opportunità per chi valorizza
questa vocazione viticola. Ci sono nuovi strumenti che avete all'orizzonte, su quali temi state lavorando per dare ulteriori elementi di crescita alle nostre aziende? Beh, noi l'anno scorso, anzi negli ultimi anni, abbiamo spinto molto con i famosi bandi europei cofinanziati dalla Regione Veneto per creare le reti di club di prodotto, quindi dare la possibilità di creare nuovi prodotti turistici, tra cui anche quelli legati all'enogastronomia. Si sono formati ben 16 club di prodotto nella Regione Veneto. Ora, tra pochi giorni uscirà un nuovo bando della Regione Veneto invece per la commercializzazione e promozione di queste reti di impresa a livello estero. Quindi chi ha creato queste reti potrà beneficiare, aveva già beneficiato di un contributo del 50% per la creazione della rete, ora potrà beneficiare di un nuovo 50% a fondo perduto di contribuzione per fare commercializzare ciò che ha creato all'estero. E tra questi ci sono anche delle reti che spingono molto sul tema del turismo slow, quindi legato al territorio, che sia cicloturismo, cammini o quant'altro, ma legati soprattutto alle produzioni agroalimentari, perché tutto ciò che è turismo slow significa collegato al territorio, quindi abbinabile facilmente col tema del turismo rurale. Allora, ultima domanda, 4 consorzi si sono dati da fare 2 anni fa per creare il Volcanic Wine Park, quindi questa offerta turistica in un comprensorio che non era tra i più gettonati del sistema veneto. Direi un messaggio incoraggiante per continuare questo lavoro. Beh, questa è una nuova area in espansione, nuovo, chiamiamolo consorzio in espansione, fondamentale per sviluppare delle terre che hanno molto da dire. Sono prodotti diversi che vanno incentivati e noi siamo a disposizione come Regione Veneto per far conoscere anche quei prodotti che magari sono meno conosciuti di altri, ma che possono rappresentare non tanto una nicchia ma un'eccellenza, una delle tante eccellenze della Regione Veneto anche per quanto riguarda i vini. Grazie Assessore, troppo gentile, grazie.